Direttore, tantissime nuove iniziative, tanti corsi ai nastri di partenza, ecco, cosa si ci aspetta? Allora, ha azzeccato il termine, siamo ai nastri di partenza della stagione 2019-2020 e il gruppo ERAP, che oggi insiste in 35 sedi in tutta la Sicilia e in 9 province, decolla, parte in queste 9 province per un'offerta formativa che è arrivata a circa 400 referenze per 12 settori, intendo dire i corsi di formazione autorizzati, i corsi allo sportello fatti con i ministeri autorizzati, i corsi sanitari, i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i corsi per l'agricoltura, le certificazioni, le abilitazioni, le attestazioni, i diplomi su cui siamo specializzati, abbiamo circa un'offerta di circa 25 diplomi, poi le lauree, i corsi di alta formazione, i master di primo e di secondo livello e i corsi di alta formazione, quindi una offerta grandissima, vastissima, che ci rende oggi con prove e documenti alla mano il primo gruppo in Sicilia. Per quanto riguarda la sede di Agrigento, molto importante, qui abbiamo una sede attivissima da oltre 2 anni, qua a settembre decoleranno molti corsi, ma soprattutto in aggiunta ai corsi già che ogni mese noi abbiamo delle inedite, delle novità, questo con l'andazzo della stagione 2019-2020. In specifico qua nella sede di Villaggio Mosè, a metà settembre, oltre ai classici corsi di OSA, di estetista, di acconciatore, di ASACOM, di DJ, di fotografo, di operatore per l'infanzia, di addetto ai servizi di controllo e altri corsi che solitamente noi abbiamo, a metà settembre, come dicevo, noi aggiungiamo qua ad Agrigento in avvio il corso di tecnico delle attività motorie sportive, che è una chicca nuova, qua per la sede di Agrigento, il corso di animatore turistico per villaggi turistici e il corso di assistente medico, quindi qua ad Agrigento altri corsi che vanno a rafforzare e potenziare la vastissima offerta per quanto riguarda i corsi regionali. Da aggiungere inoltre che per il settore diplomi la nostra offerta passa da 21 tipi di diplomi a 25 tipi di diplomi, perché abbiamo aggiunto il liceo musicale, abbiamo aggiunto il liceo sportivo e altri indirizzi di nostre scuole paritarie convenzionate, per cui noi con Sicilia Scuole andiamo a diplomare in un anno molte persone che hanno bisogno di diplomarsi o di avere il diploma per esigenze lavorative e di lavoro. Quindi un'offerta vastissima, ripeto, qua ad Agrigento, per una sede che vuole e deve essere la migliore sede che si trova qua ad Agrigento per la vastità e la qualità dell'offerta formativa.